bentrovati con un nuovo evento online organizzato e promosso da ANAS. Siamo in diretta sui canali ufficiali di ANAS, il canale YouTube e la pagina Facebook, ma potete seguirci anche dal sito eventistradeanas.it. Siamo collegati in diretta quest'oggi per l'apertura al traffico della variante di Vittorio Veneto, un'opera importante, molto attesa sul territorio, che consentirà una riduzione dei tempi di percorrenza, migliorando la circolazione, riduzione del traffico anche dei mezzi pesanti. Naturalmente di quest'opera e di tanto altro ancora ne parleremo con i nostri ospiti di oggi, che saranno il sindaco di Vittorio Veneto Antonio Miatto, il presidente di ANAS Claudio Andrea Gemme, l'amministratore delegato di ANAS Massimo Simonini e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, insieme alla vicepresidente Elisa De Berti. Ci collegheremo al termine di questa diretta anche con la variante di Vittorio Veneto, proprio per assistere in diretta all'apertura al traffico di questa importante opera. Quindi siamo a Vittorio Veneto, città che naturalmente ospita oggi questa infrastruttura, e ci colleghiamo subito con il sindaco di Vittorio Veneto Antonio Miatto per un saluto iniziale. Buongiorno sindaco, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti, rivolgo a tutti i virtualmente presenti un caloroso saluto anche da parte della mia amministrazione e di tutta la città. Dopo più di 80 anni da quando ci si accorse dell'utilità di un più agevole attraversamento di Serravalle, dopo molti decenni dalle prime ipotesi progettuali e dopo alcuni lustri dei primi progetti e della ricerca dei necessari finanziamenti, tocca a me vivere da sindaco la giornata di apertura del traforo di Serravalle. È una giornata importante per Vittorio Veneto e per tutti coloro che vi transiteranno, visto che da sempre il passaggio attraverso la città è obbligato per accedere e recedere dal Bellunese attraverso la statale 51. Noi certamente non pensiamo che la viabilità nord-sud di Vittorio Veneto abbia mai violentato la città, perché da molti secoli è stato il motivo principale dell'instaurarsi stesso del nostro agglomerato urbano lungo il suo percorso, dell'importanza strategica assunta da Serravalle, sviluppo e ricchezza. Con l'aumento enorme del traffico avvenuto negli ultimi decenni e dei tempi di percorrenza conseguenti, sono aumentati a dismisura i problemi per la delicata Serravalle e per l'intero contesto cittadino, nonché per gli utenti della strada. Quest'opera doveva inevitabilmente essere eseguita e oggi è una giornata molto significativa per noi vittoriesi, proprio per le conseguenze che essa avrà e che noi saremo chiamati a gestire se non vogliamo che i previsti benefici trovino sciagurate contropartite nella minor frequentazione delle vie cittadine e in nuove problematiche viarie. Funzionalmente, come ogni altra opera umana, avrà delle ricadute positive, avrà delle criticità sulle quali interverremo in base all'osservazione puntuale di quanto avverrà con i nuovi flussi di traffico. Io desidero in questo momento ringraziare gli enti sovraordinati al Comune, la provincia, la Regione, il Governo, ciascuno per la sua quota parte di impegno profuso. Voglio ringraziare ANAS e tutti i suoi uomini che ho potuto verificare in prima persona essere professionalmente ineccepibili, impegnati e particolarmente attenti a percepire le esigenze del territorio con atteggiamenti sempre costruttivi. Un ringraziamento va anche alle ditte che sono intervenute. Mi sia permesso di ringraziare anche l'europarlamentare Gian Antonio D'Arè, che da sindaco di Vittorio Veneto riuscì con la determinazione che lo contraddistingue a far combaciare le tante tessere di quel puzzle e quindi a far decollare l'opera. Mi auguro infine di avere ancora vicini ANAS e Regione Veneto per mitigare correttamente le nuove problematiche che dovessero evidenziarsi e, per quanto possibile, fluidificare il traffico di attraversamento svincolando meglio la città dalle conseguenze della presenza della statale. Grazie ancora a tutti. Grazie al sindaco di Vittorio Veneto Antonio Miatto per questo suo intervento e saluto iniziale. Come diceva appunto il sindaco, una giornata significativa, molto attesa sul territorio per l'apertura al traffico della variante di Vittorio Veneto. Sappiamo benissimo che oggi realizzare un'opera non significa soltanto costruire un collegamento tra due o più comunità, ma significa guardare anche al futuro, alle strade intelligenti, alle nuove tecnologie, ma anche a una mobilità green, sostenibile, argomenti che abbiamo
avevamo trattato e di cui abbiamo parlato spesso anche in occasione a Cortina, proprio in Veneto, in occasione dell'evento internazionale dei mondiali di sci. E ne riparliamo oggi con il suo intervento, collegato in diretta con noi, con il presidente di ANAS, Claudio Andrea Gemme. Presidente Gemme, buongiorno. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa manifestazione da remoto. Saluto il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il Vicepresidente De Berti, l'amministratore delegato Massimo Simonini, il Sindaco del Comune di Vittorio Veneto Antonio Miato. Saluto anche in particolare i rappresentanti delle istituzioni e della società civile, i giornalisti che ahimè ci stanno seguendo da remoto a causa delle restrizioni sanitarie dovute a questa pandemia. L'apertura al traffico della variante Vittorio Veneto testimonia l'impegno di ANAS per promuovere e gestire al meglio la rete stradale in Veneto. Il fatto poi che io sia anche in concomitanza il commissario per i mondiali di sci di Cortina con la propagina, l'evoluzione verso le Olimpiadi fa sì che ANAS sia coinvolta al 100% in Veneto per dare maggiore fruibilità alla rete stradale. È sicuramente la prima regione turistica italiana, il Veneto, e noi ringrazio anche il Sindaco perché ha citato i nostri collaboratori che sono presenti quotidianamente sulla strada con grande professionalità e che danno continuità al lavoro che ovviamente il sottoscritto e l'amministratore delegato di ANAS fanno quotidianamente. È vero che ANAS sta cambiando pelle. Io recentemente proprio a Cortina ho parlato dall'asfalto alla tecnologia. Il fatto che ANAS stia evolvendo in un contesto dove soprattutto la parte legata ai revamping, ai retrofit, alle strade di rientro danno, diciamo, due grandi possibilità. Una di ovviamente rimettere queste strade in condizioni di essere fruibili, l'altra però di inserire nella nostra attività tutto ciò che all'interno di ANAS esiste, ovvero la capacità di esprimere una grande tecnologia, che noi poi facciamo in diverse modalità. I tempi ridotti della presentazione di oggi non mi consentono di dire tutto, però per bullet point io credo che l'adozione del protocollo del Green Public Procurement, i progetti che abbiamo fatto di Green Light, lo Smart Light, i progetti di ANAS sulle barriere antirumore, la mitigazione paesaggistica sono sicuramente una serie di attività che ci hanno diciamo, coinvolto in questi ultimi periodi. E addirittura è stato reso necessario cambiare anche il mix delle persone che lavorano in ANAS, le smart road, le smart mobility, cioè dire, è vero che oggi l'asfalto è una componente importante, le rotonde sono una componente importante, sicuramente tutto ciò che sta evolvendo e che ci sta dando una grande possibilità per il futuro è la tecnologia. Saranno ubicate delle Green Island ovviamente sui nostri percorsi. Cosa vuol dire Green Island? Si può alimentare un caricabatteria per un'auto se lo si fa con centrali termoelettriche tradizionali. Nelle nostre Green Island che abbiamo immaginato, che stiamo già realizzando, è il fatro di poter mettere l'eolico, il fotovoltaico, l'idrogeno, tutta la tecnologia innovativa per alimentare le nostre utenze. Quindi ci sarà anche un grande coinvolgimento nel territorio per attivare questo tipo di attività su tutte le arterie stradali e in particolare l'abbiamo realizzato
con 27 milioni di investimento fatti sull'Alemannia per arrivare a Cortina con le smart road. Ma c'è un altro tema, brevemente, prima di dare i saluti, che volevo citare, la riqualificazione e l'uso del patrimonio immobiliare. Voi sapete che abbiamo una serie di case cantoniere ubicate tra l'altro in zone molto, molto importanti. Abbiamo recentemente, proprio in occasione dell'evento sportivo, fatto un accordo con Dolomiti UNESCO per riqualificare queste case cantoniere. Ma il tema vero è cosa mettere dentro le case cantoniere. Noi abbiamo pensato di utilizzarle non solo per un fatto di immagine l'UNESCO, ma anche per mettere dei remote control center, cioè tutto ciò che la tecnologia ci consente per poter gestire direttamente dalla strada questa attività. ANAS, CAV, Veneto Strade hanno realizzato anche una situation room che è stata diciamo, inaugurata anche in presenza della vicepresidente De Berti. Veneto Strade sta ridefinendo anche tutta una serie di attività che sono finalizzate insieme a noi per traguardare le Olimpiadi, che è un evento importante. Ci attendono grandi sfide, ringrazio tutti per essere presenti e guardiamo insieme le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 come un obiettivo da raggiungere insieme con forza e determinazione. Grazie. Grazie a lei, Presidente di ANAS, Claudio Andrea Gemme. Come abbiamo visto, uno sguardo al futuro, l'importanza delle nuove tecnologie sulle nostre strade, ma anche uno sguardo al passato, come sottolineava il Presidente Gemme, alla valorizzazione delle case cantoniere che rappresentano il patrimonio storico di ANAS. Ma veniamo adesso nel dettaglio della variante di Vittorio Veneto, come dicevamo un'importante opera molto attesa dal territorio che garantirà una maggiore sicurezza della circolazione, un'opera che rientra in investimenti molto più grandi che ANAS ha in Veneto, oltre 2,9 miliardi di euro tra manutenzione programmata e nuove opere. E di questo parliamo con l'amministratore delegato di ANAS, Massimo Simonini, collegato in diretta con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per la vostra presenza e rivolgo un saluto di benvenuto a tutte le autorità intervenute oggi, e in particolare al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, alla Vicepresidente della Regione Elisa De Berti, al Presidente Claudio Gemme, al Sindaco di Vittorio Veneto Antonio Miatto. Vista l'importanza di questa apertura al traffico, avrei ovviamente desiderato in questa giornata di essere insieme a tutti coloro i quali vivono la viabilità del territorio e partecipano dei benefici di questa nuova opera. Ma ovviamente interessi superiori legati al contrasto della pandemia ci richiamano ad osservare le più scrupolose regole di anticontagio. Quindi colgo l'occasione per salutare, come ha fatto anche il Presidente, tutte le persone, i cittadini di Vittorio Veneto, i rappresentanti istituzionali e i giornalisti che ci stanno seguendo in videoconferenza, per confermare che ANAS continua a garantire il suo impegno e la sua attenzione verso il territorio e a tutte le persone che lo abitano. Il tratto che apriamo oggi è un tratto di circa 2 chilometri, è il primo stralcio del progetto di collegamento La Sega-Ospedale, il valore complessivo di circa 65 milioni di euro. Come detto, ha una significativa importanza per il territorio, misurabile con benefici in termini di riduzione di tempi di percorrenza, di innalzamento dei livelli di comfort, di guida e della sicurezza stradale. Rappresenta anche, se vogliamo, un piccolo contributo di natura ambientale con un abbattimento della CO2, dell'anidride carbonica emessa dai veicoli grazie ad una più fluida mobilità consentita dalla variante. Il nuovo tracciato è stato realizzato con una corsia per senso di marcia, ha comportato la realizzazione di una rotatoria in località La Sega, di un nuovo ponte Meschio e della galleria di Sant'Augusta di circa 1500 metri, 1,5 chilometri di galleria. La galleria ovviamente risponde ai più elevati standard di sicurezza ed è dotata di illuminazione a LED
garantendo quindi anche un'alta efficienza energetica. All'interno della stessa è stato realizzato un cunicolo collegato all'esterno in corrispondenza di entrambi gli imbocchi ed è munito di 5 uscite di sicurezza da utilizzarsi anche come via di fuga in caso di emergenza. All'uscita della galleria il tracciato prosegue fino alla nuova rotatoria di Rindola e quindi si innesta sulla viabilità comunale in corrispondenza di via Carso attraverso un'ulteriore rotatoria. La realizzazione della variante dovranno proseguire con gli interventi previsti nel secondo stralcio, da Rindola a Savassa, il cui progetto è in fase di avvio. Il completamento di quest'opera è solamente una parte del piano degli investimenti di ANAS nella regione. Ad oggi in Veneto, come sappiamo, abbiamo circa 730 km di strade con 15 gallerie, 392 ponti. Abbiamo numerosi investimenti del valore complessivo di 2 miliardi e 9, oltre 2 miliardi e 9 di euro, ripartiti in circa 2 miliardi di nuove opere e 922 milioni, per essere preciso, di manutenzione programmata. In particolare questi 2 miliardi di nuove opere comprendono, a parte oltre 110 milioni, 111 milioni di euro di interventi già ultimati, compreso questo, altri 70 milioni di euro di opere in corso di esecuzione e 35 che saranno di prossimo avvio. La restante parte sono interventi previsti nel contratto di programma e si trovano ovviamente in varie fasi di progettazione. A tutto questo si aggiungono altri 470 rotti milioni di euro di nuove opere che sono in corso di progettazione, che sono inserite nel piano Milano-Cortina 2026, quindi vanno a far parte degli interventi legati alle Olimpiadi. I 900 rotti milioni di euro di manutenzione programmata comprendono invece 103 milioni di euro già di interventi ultimati, 182 in corso di esecuzione, 14 sono di prossimo avvio, altri 600 sono in fase di progettazione. A luglio scorso abbiamo completato la variante di Campalto, un'opera anch'essa molto attesa e che pure questa purtroppo ha avuto tempistiche troppo lunghe, e sono in corso lavori anche per tante altre opere. In corso sono quelle legate soprattutto alla tangenziale di Vicenza, mentre sono di prossimo avvio quelle della variante di Bassano del Grappa, mentre altre sono in fase di progettazione per cercare di velocizzare al massimo le attività e ridare quindi al territorio le opere che merita. Però non solo nuove opere. Come è noto, il nostro contratto di programma dedica oltre la metà degli investimenti, degli stanziamenti alla manutenzione della nostra rete. Nel 2020 in Veneto la manutenzione programmata ha eseguito interventi per oltre 55 milioni di euro. Nel 2019 erano 37 i milioni di euro investiti, quindi abbiamo avuto un incremento nonostante la pandemia del oltre il 49,6%. Attualmente sono in corso lavori per un investimento complessivo di 182 milioni, e mentre altri sono circa 14 di prossimo avvio e oltre 600 sono quelli invece in fase di progettazione. I lavori di manutenzione programmata riguardano soprattutto il risanamento del piano viabile, la manutenzione di ponti e viadotti, a cui io particolarmente tengo, la sostituzione di barriere di sicurezza, l'ammodernamento degli impianti tecnologici, la sostituzione della segnaletica verticale. Sono tutti elementi che aiutano e migliorano la circolazione e aumentano la sicurezza della circolazione stessa. Andando in conclusione, non posso dimenticare l'impegno di ANAS attraverso la struttura commissariale che il presidente Gemme ovviamente ha gestito sul piano di Cortina, che ha previsto un investimento, che prevede ancora un investimento di 300 milioni di euro, numerosi interventi completati, alcuni ancora in corso di completamento. Ovviamente tra i più importanti ci sono senza dubbio le varianti degli attraversamenti di Longarone, di Tari di Cadore, di Valle di Cadore e di San Vito di Cadore, finalizzati
naturalmente ad elevare il livello di servizio delle infrastrutture, anche grazie alla Smart Road ANAS che lungo l'Alemagna, come ha detto il Presidente, ha visto la sua prima sperimentazione durante i mondiali di sci. Sempre durante i mondiali di sci a Cortina abbiamo avviato con successo una proficua collaborazione con Veneto Strade e CAV mediante l'istituzione di una messa in funzione della Situation Room per il controllo del traffico. Quindi ritengo che ANAS sia una realtà importante per lo sviluppo del Paese, anche attraverso l'impegno nei territori, e sono certo che con le sinergie esistenti con la Regione Veneto, con CAV, con Veneto Strade, gli altri enti locali e tutti i player della mobilità si potranno ottenere risultati sempre più importanti e lusinghieri. Il nostro obiettivo è di continuare a lavorare con impegno nonostante le criticità derivanti dalla pandemia, e per questo consentitemi di ringraziare tutti gli ingegneri, i tecnici e i funzionari di ANAS e le imprese che hanno realizzato quest'opera e ci hanno consentito ad oggi di, svolgendo il loro lavoro, di aprire al traffico la variante di Vittorio Veneto. Vi ringrazio e grazie a tutti per l'attenzione. Grazie all'amministratore delegato di ANAS, Massimo Simonini, per il suo intervento. Allora, investimenti importanti da parte di ANAS nella Regione Veneto con una grande attenzione sul territorio. Nel suo intervento Simonini parlava appunto della variante di Vittorio Veneto nei suoi dettagli, appunto un'opera importante anche con la grande galleria di Sant'Augusta e il Ponte Meschio, oltre a 3 rotatorie. Ma andiamo a vedere nei dettagli com'è questa variante nel video realizzato da ANAS. Vediamo il video. Un filmato, come avete visto, che rende ancora di più l'idea dell'importanza di quest'opera. Questo video sarà naturalmente pubblicato sui canali ufficiali di ANAS e sarà reso disponibile anche per i giornalisti che ci stanno seguendo da remoto per questa diretta. Lo ricordiamo sui canali YouTube di ANAS, sulla pagina Facebook e anche sul sito eventistradeanas.it. Una grande attenzione, un grande investimento nella regione Veneto, laddove ANAS cerca di garantire il massimo impegno per la circolazione e per un traffico con una riduzione dei minori tempi di percorrenza e regalare soprattutto benefici al territorio attraverso la realizzazione di opere importanti. Per le conclusioni degli interventi ci affidiamo allora al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che è collegato appunto con noi in diretta. Buongiorno Presidente. Non abbiamo l'audio, Presidente. No, adesso la sentiamo, perfetto. Colpa mia, scusate, no, dicevo un saluto a tutti coloro che si sono collegati. Un saluto particolare ai compagni di viaggio di questa mattina, che sono il Sindaco Miato, il Presidente Gemme e ovviamente l'ingegnere Simonini, che è amministratore delegato di ANAS.
io dico, lo vedete alle mie spalle, no? Vedete, protezione civile, noi ormai siamo qui sotterrati, sepolti in quello che è la nostra unità di crisi per il Covid, e mai avrei pensato di inaugurare, perché questa è un'inaugurazione di fatto, la variante di Vittorio Veneto, il famoso traforo, no? Poi per i vittoriesi, per la zona è il traforo, in condizioni come queste, quindi anche questo è il segno dei tempi. Però come si dice, l'importante è che le cose si facciano, quindi un ringraziamento ufficiale e veramente di cuore ad ANAS per il grande lavoro fatto. Sono sempre 65 milioni, anzi per i pignoli sarebbero 64 milioni 448, insomma quello che è, insomma mancano poche lire e pochi euro e ci siamo. Quindi quasi 65 milioni di euro. Stiamo parlando di un'opera che è un'opera monumentale. Se ANAS dovesse fare l'elenco delle sue opere da ricordare nella storia, questa rientra nel gota delle grandi opere che ovviamente vanno a cambiare la fisionomia di un territorio, ma soprattutto portano non solo minor tempi di percorrenza, miglior sicurezza stradale, tutto quello che sappiamo, ma la visione iniziale di questa variante è sempre stata quella di mettere in sicurezza una città che è Vittorio, che è Serravalle, e quindi quella parte di città che comunque inevitabilmente è attraversata dal traffico in maniera importante. È ovviamente un'opera che è stata voluta con forza, ha ragione, condivido anch'io le istanze e ricordo che ne fa il sindaco Miatto, perché comunque c'è stato l'attuale europarlamentare D'Area, allora sindaco, che si batté assolutamente per quest'opera, e questo deve essere assolutamente ricordato e riconosciuto. Dico anche che oggi mi sento di ringraziare, veramente lo faccio col cuore, tutti coloro che hanno lavorato per quest'opera, gli uomini e donne dell'ANAS, ma anche i tantissimi che si sono, diciamo, dati in cambio nei cantieri, perché poi noi quando arriva il comitato festeggiamenti, in teoria si arriva, taglio del nastro, discorsi, ma dietro di noi c'è un popolo di lavoratori che con il sole, con il caldo, con il freddo, con il fango, con un'infinità di problemi ha lavorato in questi cantieri, ha progettato, ha fatto direzione lavori, quindi veramente grazie di cuore. Se non ci fossero bisognerebbe inventarli. Avete già visto dalle immagini la qualità dell'opera, un'opera assolutamente di livello. Dico che con ANAS abbiamo un sacco di progetti, di programmi. Io dico sempre che i soldi non sono mai abbastanza quelli che vengono investiti in Veneto, però oggettivamente va riconosciuto che c'è stato un grande cambio di passo, che insomma il dialogo c'è, e soprattutto lo vorremmo fare ancora più importante, perché vi ricordo che CAV, quella concessionaria che noi abbiamo che gestisce il passante di Mestre, ce l'abbiamo a metà con ANAS, e quindi i soci sono ANAS e Regione Veneto, e noi la vogliamo candidare ufficialmente ad essere quello che è il nuovo soggetto regionale per le concessioni. Ha già la concessione del passante, però se diciamo verrà accolta questa nostra istanza, che sta portando avanti in maniera assolutamente magistrale la vicepresidente De Berti da anni, assieme ovviamente a CAV, penso anche lì a tutti coloro che si stanno dando da fare per questa partita, è fondamentale ricordare che se il Ministero delle Infrastrutture coglierà questa nostra istanza, potremo pensare alla prima vera grande concessione tutta pubblica delle infrastrutture. Lo è già oggi di fatto, perché gestiamo con capitale pubblico questa infrastruttura, e tutti i proventi, e ce ne sono, credetemi, si parla di 600 milioni comunque di proventi, vengono reinvestiti nella viabilità. Quindi questo è un grande progetto, approfitto per ricordarlo. Lo dico, ma lo sanno meglio di me il presidente Gemme e l'amministratore delegato Simonini, rispetto a questa partita che per noi è cruciale e fondamentale. Ci permetterebbe ancora di più essere presenti nella partita delle infrastrutture venete. Chiudo ricordando che questa variante comunque si coniuga bene, anche se oggettivamente l'idea che mi è venuta per le Olimpiadi e di candidare Cortina diciamo viene molto dopo l'inizio dei ragionamenti su questa variante di Vittorio Veneto, quindi rispetto alla sua realizzazione, ma comunque anche questo è un pezzo del puzzle che ci ritroveremo verso quello che saranno poi
le Olimpiadi di Cortina, che porteranno i riflettori del mondo intero nei nostri territori. E questo è un bel biglietto da visita, una parte dei biglietti da visita, visto e considerato che poi avremo tutto quello che è la riqualificazione della viabilità verso Cortina. Non aggiungo altro se non pensare che spero che finisca questo periodo. Io sono qui in unità di crisi, sono appunto reduce da 2 ore di riunione anche questa mattina con i miei direttori generali. Siamo in presenza di una terza ondata sempre importante, però insomma in fondo al tunnel si vede una luce importante, che è quella delle vaccinazioni, che è quella del ritorno alla normalità, e le vaccinazioni già ci dicono che non abbiamo focolai ospedalieri, cosa che ad esempio a dicembre ci ha letteralmente messo in ginocchio, con molti medici che sono andati, si sono ammalati, e operatori, oppure messi in isolamento, e le case di riposo anche qui non hanno focolai come ce l'avevano in passato. Bisogna vaccinare, siamo performanti, andiamo avanti nella speranza appunto di riportare tutti i veneti alla normalità, che è esattamente quello che vogliamo fare, nella speranza anche di aprire subito le scuole già da dopo Pasqua. Grazie. Grazie a lei, grazie al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Con lui salutiamo anche la Vicepresidente della Regione Veneto, Elisa De Berti. È un messaggio, quello del Presidente Zaia, a cui ci accodiamo. Naturalmente speriamo tutti davvero che finisca questo periodo della pandemia per ritornare al più presto alla normalità e ritornare naturalmente ad inaugurare opere anche più da vicino e presenti sul territorio. E allora, proprio perché siamo in questo evento online in diretta, ci colleghiamo con Vittorio Veneto e proprio con il luogo della variante, dove vediamo già inquadrato Don Marco Favret, che è parroco della chiesa di Santa Giustina della diocesi di Vittorio Veneto. Ascoltiamo la benedizione prima poi di procedere all'apertura al traffico. Buongiorno a tutti, porto i saluti anche da parte del Vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, e da parte del parroco di Sant'Andrea e Serravalle, Monsignor Michele Favret. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'inaugurazione di una nuova opera suscita in noi sentimenti di gratitudine e di speranza. Come però dice il Salmo, se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Abbiamo bisogno di invocare l'aiuto e la protezione del Signore, perché quanto è stato realizzato dall'ingegno e dall'operosità dell'uomo torni a reale utilità e giovamento per il bene di tutti e venga incontro alle necessità del prossimo e della comunità. L'aiuto del Signore renda fruttosa l'opera realizzata, faciliti le comunicazioni, protegga tutti coloro che ne usufruiranno e li preservi da ogni pericolo. E come Gesù ci ha insegnato, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dio onnipotente, Padre di misericordia, che tutto hai creato per mezzo del tuo Figlio e hai fatto di Lui il fondamento incrollabile del tuo regno, benedici l'opera che inauguriamo a gloria del tuo nome e per il bene della società. Veglia con il tuo sguardo amorevole su tutti coloro che utilizzeranno questa variante stradale. Proteggili da ogni pericolo e conducili alla meta desiderata. Interceda Maria Santissima con il suo amore materno e tutti i santi nostri patroni, per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore.
e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Grazie. Ringraziamo il parroco della chiesa di Santa Giustina della diocesi di Vittorio Veneto, Don Marco Favret, per questa benedizione. Ci avviamo quasi alla conclusione di questo evento online, perché tra poco vedremo l'apertura al traffico in diretta della nuova variante di Vittorio Veneto, un'opera importante e molto attesa sul territorio, come dicevamo, un'opera strategica che consentirà una riduzione del traffico, dei mezzi pesanti, aggirerà l'abitato di Serravalle, appunto il borgo antico, e ridurrà anche i tempi di percorrenza. Quindi una grande attenzione di ANAS, come abbiamo ascoltato anche nel corso degli interventi del Presidente Gemme e dell'amministratore delegato Simonini, con investimenti significativi nella Regione Veneto per consentire i benefici di tutti i collegamenti stradali. Allora, dovremmo essere di nuovo in collegamento con la variante di Vittorio Veneto per vedere appunto in diretta l'apertura al traffico. Se è così, ecco, vediamo appunto inquadrati i cantonieri che stanno per rimuovere le barriere che consentono appunto l'apertura al traffico della nuova variante di Vittorio Veneto e così fruibile da tutti gli automobilisti. Ecco il primo passaggio dell'auto ANAS, seguita dall'auto della polizia e da tutte le altre auto che da questo momento in poi potranno usufruire di questa importante arteria. Lo ricordiamo, il primo stralcio del collegamento La Sega-Rindola, che rientra nel più ampio progetto La Sega-Ospedale, e come vedete da questa inquadratura le auto si incamminano verso la Galleria Sant'Augusta, più noto come il traforo di Sant'Augusta, che è l'opera più importante della variante di Vittorio Veneto, che comprende quasi tutto il tracciato e che la realizzazione proprio di quest'opera, di questo tunnel, ha consentito appunto di ridurre i tempi di percorrenza, di migliorare la circolazione in quella zona a Vittorio Veneto. Con questa inquadratura di buona speranza e di grande ottimismo per tutti, ci fermiamo qui con questo nuovo evento online organizzato e promosso da ANAS. Grazie a tutti per averci seguito e per l'attenzione che avete prestato. Alle prossime. Grazie. Ecco, siamo in collegamento dall'ingresso sud di quello che è il traforo di Sant'Augusta. Noi siamo abituati a chiamarlo così. Le prime auto, le prime moto stanno iniziando a percorrere il nuovo tracciato, che segna un momento storico per Vittorio Veneto. È proprio il caso di dirlo, una storia lunga moltissimi anni, e appunto con questo nostro collegamento adesso vedremo di vedere le prime auto che appunto percorreranno la nuova arteria.
Abbiamo avuto modo di sentire pochi istanti fa i discorsi ufficiali. Abbiamo visto il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, abbiamo sentito il sindaco di Vittorio Veneto Antonio Miatto. Qualche istante fa, qualche minuto fa, la benedizione da parte di Don Favret, ed ora appunto le prime auto che stanno percorrendo il traforo. In questo momento le auto stanno andando in direzione sud-nord. In fondo potete vedere in alto Sant'Augusta. Adesso i mezzi dell'ANAS, un'auto della polizia e le prime auto. Abbiamo visto i membri dell'amministrazione comunale, la polizia locale ed ora il traffico che inizia in maniera anche abbastanza sostenuta, devo dire, in questo momento, complice anche l'orario, ad attraversare la nuova arteria. Contiamo di portarci fino all'ingresso, appunto, lato sud del tunnel. Vediamo se riusciamo a fare anche due parole con i membri dell'amministrazione. Ecco, vediamo Don Marco Favret, che abbiamo sentito pochi istanti fa, l'assessore Antiga, l'assessore Fasan in questa auto di rappresentanza. Non so se volete... Ecco, allora facciamo una cosa, fermatevi, va, che non rischiamo di compromettere proprio nei primi... Facciamo la prima intervista in auto. Allora, assessore Fasan, levo la mascherina. Sì, una giornata storica per Vittorio Veneto. Dopo 70 anni che se ne parlava, finalmente siamo arrivati al dunque il primo stralcio viene realizzato. Speriamo che continui fino all'ospedale come da progetto. Al momento ci accontentiamo di quello che c'è. Intanto chiedo alla regia se l'audio sta arrivando bene per questo collegamento che abbiamo improntato. La domanda sorge spontanea e riguarda il futuro. Il secondo stralcio si farà? Dipende solo dai finanziamenti da ANAS, però intanto cominciamo a vedere come vanno i flussi del traffico e come si verrà direzionato il traffico di Vittorio Veneto. Se ci sarà l'esigenza di continuare fino all'ospedale, credo che ANAS non si tirerà indietro, perché ha già fatto un progetto di massima, credo, per il proseguo. Lo faranno sicuramente le prossime amministrazioni, lasciamo un bel compito alle prossime amministrazioni portare avanti. Ecco come è stato percorrere per la prima volta il tunnel del traforo di Sant'Augusta. Ufficialmente è la prima volta, però nella mia veste di assessore aveva testato? Avevo fatto passo a passo tutto lo sviluppo dei lavori. È una grande giornata per avere una viabilità di questo tipo anche a Vittorio Veneto e vedremo il futuro come sarà. Vedremo il futuro. Allora, Don Marco Favret, qualche istante fa la benedizione, sempre un momento importante ed emozionante quando si vanno ad inaugurare dei manufatti dell'uomo che si spera possano portare dei benefici ovviamente a tutta la popolazione. Un po' di emozione c'è stata? Sì, sicuramente, anche perché è una inaugurazione, una benedizione particolarmente importante. Ecco, non posso che invocare la protezione di Sant'Augusta, persone che la utilizzeranno, questa variante stradale. Io saluto l'assessore Antiga
non riusciamo, è troppo lontano e poi siamo anche in una posizione un po' discutibile, quindi vi lasciamo andare. Ci saluta l'assessore Antiga. Grazie per questa intervista così che abbiamo voluto carpire al volo. Perdonate se l'immagine fantastiche, ma insomma siamo stati colti anche noi un po' di sorpresa per quanto riguarda l'inaugurazione di questa arteria, ma abbiamo cercato, appunto, grazie allo streaming ufficiale di ANAS, abbiamo cercato di proporvi le voci in diretta e poi anche l'apertura di questa arteria. Ecco, ci stiamo avvicinando alla seconda rotonda. Prima, nei primi istanti di questo nostro collegamento così un po' fortuito, abbiamo visto la prima rotonda. Eravamo nei pressi della prima rotonda lato sud, quella vicino all'istituto alberghiero. Ci troviamo quasi all'imboccatura a sud del tunnel del traforo. Vediamo, adesso ci stiamo avvicinando. Perdonate appunto per qualche istante se le immagini non saranno appunto perfette. Vediamo le indicazioni anche luminose di ANAS che vi abbiamo proposto, realizzate proprio nei giorni scorsi alla vigilia dell'apertura del traforo di Sant'Augusta, e adesso continuiamo in questo nostro viaggio. Vi stiamo facendo percorrere a piedi, arriveremo ovviamente fino all'imboccatura a sud del traforo di Sant'Augusta. Traforo proprio pochi minuti fa, e qui ci stiamo portando proprio all'imboccatura sud, l'ingresso sud del traforo. Tra qualche istante concluderemo questa nostra diretta, questo nostro collegamento, magari tornando nella zona di Sant'Andrea. Tanto io chiedo sempre alla regia di darmi comunicazioni qualora dovessero esserci dei problemi di collegamento. E queste sono proprio le prime auto che stanno percorrendo e imboccando sopra, quasi a protezione, come ci diceva Don Marco, il santuario di Sant'Augusta, che va a sovrastare l'opera, e sotto il tunnel che è stato inaugurato qualche
Ecco, stiamo per concludere il tour in questo istante, ma siccome vedo in lontananza il sindaco Antonio Miatto, chiediamo anche a lui un commento proprio al volo. Ecco, sindaco, allora siamo in diretta. Beh, insomma, comunque la si pensi, un'emozione quella di poter inaugurare questa compagnia ai vittoriesi. Già, da buon ultimo arrivo anch'io da sindaco a fare questa inaugurazione un po' strana nella forma, ma nella sostanza non cambia. Abbiamo un'opera importante per la città con la quale dovremmo confrontarci e dovremmo usare al meglio. Adesso ci aspettiamo di vedere gli effetti di traffico ai cittadini e la nostra interlocuzione con ANAS non si interrompe, anzi anche ieri sera ho avuto modo di confrontarmi con l'ingegnere Simonini, l'amministratore delegato di ANAS, che ci dà preventivamente il suo benestare a ulteriori interlocuzioni tese a minimizzare eventuali difficoltà che dovessero insorgere. E questo Ecco, quindi un percorso di tanti anni, oggi questa inaugurazione, come diceva lei, inusuale. L'auspicio qual è? Quello che i vittoriesi partecipino. Possono apprezzare i lati positivi che ci aiutino con calma a individuare quelle che possono essere le criticità che dovessero emergere e con l'impegno di tutti vediamo di usare al meglio questa grande opera. Molto bene, grazie sindaco per essere stato con noi e noi ci avviamo alla chiusura di questa diretta. Appunto vi abbiamo proposto originariamente i discorsi ufficiali e a seguire questo tour del traforo di Sant'Augusta. Abbiamo visto l'ingresso a sud, l'imboccatura sud del traforo di Sant'Augusta. Se dalla regia mi danno l'ok, io direi di chiudere, le immagini anche nei prossimi giorni, nelle prossime ore, per così rendere partecipi anche tutti coloro i quali non avessero partecipato online in streaming all'inaugurazione di oggi. Quindi regia, direi di chiudere il collegamento. È ufficiale, il traforo di Sant'Augusta è realtà, è stato aperto al traffico in questa. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento alla prossima.